Lo so, è domenica e questo è un vlog del lunedì, però volevo inserirvi queste clip. E sì, è tornata Leonessa dall'altro ieri sera, quindi da venerdì sera. È ricomparsa dal nulla, probabilmente o è riuscita a scappare o chi la teneva l'ha mollata e chi la teneva in casa. Ed è qua. Chissà quanto rimarrà con noi. Comunque è un po' dimagrita, ma è super ruffiana. Sono stata in orto finalmente, dopo tipo settimane sono andata in orto. Ho fatto un buon raccolto, devo dire. Voi non siete aggiornati, non tutti, ho i capelli fucsia, perché i video che vedrete adesso in settembre, forse qualcuno no, però la maggior parte avranno, cioè io sarò coi capelli ancora biondi praticamente, invece no, perché li ho fatti fucsia e così. Ho ricomprato anche la tinta, quindi presumo di rifarli per un po' di tempo così. Avevo bisogno di un po' di colore nella vita, quindi ho fatto i capelli fucsia. Sono piena di un po' di influenza, diciamo. Ho il naso con il raffreddore che però non si sta sfogando e quindi ho sempre gli occhi gonfi, lacrimanti e il naso che cola, ma non è quel raffreddore proprio serio. Cioè è un raffreddore un po' così a caso, non mi piace molto, perché vorrei si sfogasse un pochino, no? Ho due cappucci praticamente. Allora, questo è il sotto, così. Li ho puliti un po' perché le foglie esterne erano marce, quindi gli ho dato una pulita. Comunque hanno un profumo che sono tutta un'altra cosa, ma anche la consistenza, sono massicci. C'è una formica? No, 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 no. Ok. C'era una formica una volta, non c'è più. Chiaro? Non c'è più. Quindi due cappucci, poi ho raccolto, era sull'albero una pera, penso sia rimasta solo questa, non ne ho viste altre e ne ho presa una. Poi ho preso delle susine, ma giusto per, ce ne sono ancora sugli alberi di là e sono qui. Presumo che queste qua siano molto molto buone. Tra l'altro a casa dei miei ci sono le mele e quest'anno dovrebbero esserci anche le noci, quindi quest'anno è super raccolta. Notavo dal video che si vedono tanto questi due brufoli, è perché sono tanto stanca, misto di influenza, cioè ho tutti gli sfoghi possibili sulla pelle, anche qua sono un po' sfogo. E poi ci sono tutti i pomodori, cioè sono grandi. Quello più grande forse è questo qua, dovrebbe essere questo, quello più grande. Mamma mia, sono enormi! E ce ne sono ancora in orto, li ho lasciati tutti là perché sono ancora piccoli, voglio vedere se crescono ancora un po', perché in questi giorni dovrebbe esserci caldo come oggi e quindi boh, magari crescono ancora un pochino. Io pensavo non venisse neanche un pomodoro e in realtà adesso giro l'inquadratura e vi faccio vedere quanti ne ho raccolti oggi. Un po' di insalatina ce n'è ancora, questa è ancora mangiabile. E ho ancora delle teste di insalata, ce ne sono diverse laggiù, guardate. Quella lì è insalata, quella verde verde. Questi sono cetrioli. Ecco, i cetrioli, e c'è anche una zucchina piccola. Eccola là sotto. Ce ne sono altre zucchine piccole che stanno crescendo, quindi le ho lasciate lì. E tutti i pomodori sono questi. Più o meno come l'anno scorso, susine, cappucci. Poi noi ci vediamo domani con la giornata del lunedì. Domani sarà una giornata super mega, come vi avevo preannunciato, predetto, come si può dire? Sì, vabbè, quella roba lì, durante la live, l'unica live che ho fatto alla fine su YouTube, perché poi su Instagram ne ho fatte 3 e una di seguito all'altra. Comunque, come vi avevo detto, domani sarà una giornata intensa, bella strong, perché comunque devo andare a lavorare, ultimo giorno di lavoro, e dobbiamo lasciare tutto abbastanza pulito, ma noi faremo le pulizie solite. In questi giorni, questa settimana qui, abbiamo fatto le pulizie un po' più grosse, in modo che se torniamo noi sappiamo cosa abbiamo fatto e cosa non abbiamo fatto. Se andrà qualcun altro al nostro posto, comunque trova abbastanza pulito e non trova tanti lavori grossi da fare, ecco. Quindi questo è quanto, e poi domani avrò il dentista anche. Lasciatemi una cacchina nei commenti. A domani! Cosa? Cosa?
brontoli. Ho tutte le brontoli. Che muso che c'hai? Zio amore, ma non ho pappa, avete mangiato anche il melone. Vieni qua che ti saluto. No, non ho pappa. Ma non fargli le botte! Mamma mia che pestiferi che siete. Stress. Ciao. Ciao. Buongiorno, sono le 5. Ho dato appena adesso da mangiare ai gatti. Che stanno smangiando tutto, nuovo verbo, smangiare. Dunque, sono stanca, non riuscivo più a alzarmi oggi, adesso devo darmi una mossa perché sono già le 5 passate. Ed eccomi qua, ore 11:12, sono qui con fazzoletto sporco di sangue perché adesso vi faccio vedere cosa è successo. Antonietta, per dare le botte a Stella, che era con me, ha preso la mia mano praticamente. Ecco qui, questo è il regalo di Virgola, detta Antonietta Petunia. Ho già disinfettato ma mi brucia tremendamente. Ufficialmente ho finito di lavorare e abbiamo smantellato tutto, nel senso abbiamo tolto tutto quello che dovevamo togliere, abbiamo portato tutto in hotel e non si sa come andrà a finire. Non posso dire di più perché so altre cose ma non posso dirle qui pubblicamente, c'è tanta gente che mi guarda e niente, quindi adesso sono qua un po' al sole, però devo andare a casa a fare la doccia, preparare il pranzo, pomeriggio come vi ho detto ieri ho il dentista. Ciao Dash, che bella gnocca, beh Dash è proprio bella, sì è bellissima. Una pazzoide, no che ho già i graffili. Una pazzoide, tutta matta, tutta matta, tutta matta. Vuole le coccole. Pazza. Sono arrivata a casa, pepe e panna. Il corriere fortunatamente è passato questa mattina e mi ha lasciato la roba qui. Pippo è qua dietro. Ciao, buongiorno. Dice, ma mammina, mi hai scoperto. Apriamo tutto. Panna, dove stai andando? Qua c'è un casino, guardate cosa hanno fatto con la coperta. Beh, stamattina c'era il cuscino giù, la coperta mezza giù. Giochi, vabbè, giochi in giro c'è. Brava! Brava, Nuccia! Adesso piego questa roba qua, che dovrebbe essere asciutta. Weila, buon pomeriggio, mi sono dimenticata di registrare e siamo al Lidl, si vede dal cartello. Nuove new entry in bocca. Oh, ero gli elastici, non so se si vede perché io non vedo niente con questi cosi. Intanto quelle due stanno borbottando. E insomma ho questi due nuovi componenti in famiglia parecchio e questo è Pippo, non è un gatto senza lattosio stasera. E poi qua c'è Pippo e Panna, quella è una piuma di uccellino vera, vero? Ciao, tutto bene? Allora praticamente non mi sono più fatta sentire, al via, ho pelo di gatto ovunque. Sono stanca morta, sono veramente tanto stanca. Tornare a casa da Belluno, cioè mi addormentavo in macchina, avevo gli occhi che si chiudevano. Mi sto rilassando perché so che domani da domani sarò a casa e quindi il mio corpo si sta rilassando e quindi ho una sonno allucinante. Vi ringrazio per essere stati qua.
e seguitemi su Instagram nelle stories, perché ultimamente sono veramente molto presente. Boh, anche, non lo so, sono sempre lì che faccio storie, vabbè. Detto questo, ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao!